Buongiorno un cazzo. Mi è stato a dormire alle 3 e passa. Che qua se così, ragazzo, se sei allenato oppure sei unibike è un posto da sogno perché i percorsi sia sulle montagne che nel Piave, nei percorsi un po' wild del Piave, dentro i boschi, è tanta roba. Io li ho fatti tutti. Per me Segusino, per quanto bella è, per quanto abbia l'area camper con la corrente gratuita, per quanto abbia il supermercatino, la pizza che te la portano in area camper, tutto quello che vuoi, ma per me è come stare a casa. Io avevo tanto bisogno, è da un po' che lo dico, di un qualcosa di nuovo. Mi era venuto il matto, è che vabbè, non potevo, perché avevo il CP, ho detto vado a farmi un giro in Portogallo, perché tanto avevo dei lavori grossi, ma non serviva la presenza fisica. E eventualmente ai clienti avrei detto va torno fra un mese, così. Poi quella voglia mi è passata subito, per fortuna mi è passata subito, perché se mi passava mentre ero in viaggio hai capito erano cazzi. E vedi, il punto non è far chilometri, io non ho nulla da ostentare, non ho nessun numero da sorpassare per sentirmi grande, hai capito? Anzi, però ho veramente bisogno di qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo può voler dire anche 30 km da dove sto, come 300, non cambia niente, non cambia niente. Avevo trovato sto faro di Soligo, ero felicissimo, veramente, tu non hai idea di quanto felice ero. Mi ero segnato già la pizzeria, ho letto le recensioni, avevo tutto per pianificato, e tu mi dirai sì, no, ma non sei sempre tu che insegni a non avere aspettative. Sì, ho capito, ma non mi pare chissà che aspettativa Dio caro andare a mangiare una pizza e fare un giro in bici di un posto. Aspetta, perché Gospira un moscerino del prima mattina me lo sono respirato proprio, che schifo. Ma anche loro, cioè c'è un mammifero, c'è un animale che viene avanti e gli va in bocca. Cioè, con tutto rispetto, ma la selezione darwiniana è più che meritata in questo caso, porca puttana, cioè. Come mi vedo un leone che vado diretto in bocca, cioè, non so. Non è bello raccontare agli altri dei propri problemi, soprattutto quando in realtà non sono problemi, sono fastidi, hai capito? Però, sai, io questo canale, questa cosa, questa specie di gioco che faccio con YouTube, per me, sai che spesso è anche una valvola di sfogo, perché non so, mi pare comunque di parlare con qualcuno. In più c'è anche la cosa bella che quel qualcuno non mi interrompe, perché tra le cose che odio di più in assoluto è quando uno mi interrompe mentre sto parlando, perché perdo il filo o non arrivo a collegare tutti i sillogismi, tutte le parole che avrei dovuto mettere nel tavolo per creare il disegno del discorso. In sostanza lo sfogo è questo, che immagino tu lo sappia, o l'hai già intuito, capito, o magari te l'ho detto in passato. Per me, ho detto anche prima ai miei amici, tornare negli stessi posti, per quanto sia i posti più belli del mondo, è un dovere, cioè mi sembra tipo non so, andare ai posti a mattina o non lo so, no, cioè proprio sono strano, sì lo so. E magari quest'estate che tornerò con Umberto, che Umberto è quel signore, era l'ex campione in mountain bike, è quello che ha 74 anni e che ha fatto il Monte Doc con la muscolare, impazzito, quello Dio caro. Cioè io sono arrivato allo stremo con l'e-bike, cioè lo stremo bello sudato, voglio dire, perché non abbiamo fatto neanche una sosta di un secondo, neanche una foto, niente. E la seconda volta, quest'inverno che c'ero ritornato, che non ero per nulla allenato, ero completamente fuori allenamento, con la elettrica, non sono mica arrivato su, non ce l'ho fatta. A volte ti racconto i cazzi miei, perché sono convinto che ti rispecchi e che puoi trarne delle specie di scorciatoie per facilitarti la vita o per capirla o per passare certi punti. Tra questa cosa che volevo raccontarti dei cazzi miei, guarda che bello, prima mattina appena tirato leva su dal letto, che bello. Per queste cose c'è il fatto che ogni tanto ho bisogno di amici che parlano poco o che non parlano. Perché? Madonna, tu dici che cosa brutta e antipatica, stai dicendo no, porca puttana, perché se stai facendo certe cose tipo visitare un bel posto naturalistico, giro in bici eccetera eccetera, per quanto sia una brava persona, per quanto sia intelligente questa persona, piacevole e compagnia, tutto quel cazzo che vuoi, se Dio caro sto qua sta a parlare, la tua mente è con lui a parlare, non
non ti godi il fiore, la pianta, la luce che passa l'albero, la foschia, il sole, non ti godi un cazzo, ma non è cattiveria, è la verità, Dio caro, se è una roba ovvia, scontata, matematica, porca puttana, hai capito? E quindi io dico sempre, se devo andare in giro con uno che c'ha quella sempre, cazzo, sto casa e vado sul tapirulan, porca puttana, vuoi in palestra? So che ti suonerà bruttissima e antipatica questa cosa, però sai, quando dico le cose non bisogna sempre partire in quarta col proprio punto di vista, bisogna un attimo dire ma che cazzo sta dicendo il singolo? Cioè nel senso, proviamo a capire quello che dice invece di dire ah no, ha detto così, partendo subito con quello che noi abbiamo in testa, con la nostra interpretazione. Questo è sbagliato? Forse ho perso il filo, ma mi sono proprio appena tirato su dal letto. Guarda com'è che rovina il paesaggio a fabbrichetta, vedi tu? Come basta poco a volte per rovinare tutto. Questo ringraziamento l'avevo già fatto, però ci tenevo a rifarlo. Un ringraziamento, questa ma neanche confessione, come si può dire, mi sono appena tirato su dal letto, porta pazienza. Comunque in sintesi il succo è che sono veramente contento, soddisfatto, felice, non riesco a trovare l'aggettivo giusto, di lavorare anche con molti di voi, in quanto insomma molti ha attività e quindi insomma si sono fatti fare il sito piuttosto che il logo, piuttosto che a grafiche, eccetera eccetera eccetera, tutti molto contenti. Quella forse è anche la soddisfazione più grande, insomma. Amore, dai! Se invece di ora il destino. Allora, ho conosciuto Jacopo, che è simpaticissimo e fuorissimo, è originario di Venezia, però è da 30 anni che vive qua in queste zone e ci siamo scambiati anche i numeri. È veramente fuori come persona, quello del Doberman, no? Che ha giocato con l'Emmy fino adesso, difatti adesso è messa occupata. E Mina, ce la fai a salire? No, che non te che fa? Guarda che le scale, mi vieni qua. E allora ci ha raccontato la zona e ci ha dato due posti, diciamo, belli, in mezzo alle valli, qua dove andare in libera coi camper. Bon, adesso corro che ho già 3 clienti che mi hanno chiamato. Vabbè, dopo sai quando ti accadono ste robe che ti sballano la notte, tutto quanto, ti dimentichi gli appuntamenti al giorno dopo, puoi anche metterteli nel calendario, ma manco lo senti il calendario se sei rincoglionito alla mattina. Comunque va bene, dai. Adesso corro in ufficio e dopo dai, ti farò conoscere anche a te questi posti nuovi. Allora ragazzi, non per spoilerarvi la vita e rovinarvi il presente, però allora mi manchi tanto, ok? Qua potremmo scendere sul profondo della tua psiche e ci sarebbero delle cose non tanto simpatiche sulla tua incompletezza, però insomma posso anche buttartela lì e semplificartela, esprimendotela come un semplice bisogno ormonale da sfogare con qualcun altro del sesso opposto. Ma a parte questo, ti puzza l'ombelico e l'ano, ok, sì, ok, questa va benissimo, è un aforisma che io insomma approvo, perché insomma la maggior parte delle persone gli puzzano quei due punti lì. Ti ho amato e ti amerò per sempre. No, ste tenti no, cioè mal che vai, cioè proprio a pilonga possibile, Dio caro, te dura 3 mesi, ma tu capito? Dopo 3 mesi non te ricordi neanche coschetta mangià il giorno prima. No, non dimenticarti di me, ciao amore mio. Ma Dio capo, era a fare quel cazzo che vuoi, cioè uno non può avere neanche l'Alzheimer. No, scherzi a parte ragazzi, viveteveli i vostri traumi alla Masini, che sono importanti, veramente. So che è brutto e doloroso, però viveteveli, non sminuite come goliardicamente vi ho appena fatto io questi aspetti passeggeri della gioventù. Godetevela anche nelle brutte cose, quindi sì, non stai suicidare, non stai a fare che cazzare là che non servono a niente, anzi sono veramente un insulto a queste cose che la vita ci offre, perché ti si toglie la possibilità di replicare, no? Ma a parte ciò, quello che voglio dire è che quando anche magari vi lasciate con la ragazzina, godetevelo quel momento. E voi mi direte, madonna, ma sto qua sei matto? Cioè mi messo come rosa, sono disperato, piango da mattina a sera. Ma sì, perché poi queste robe non ti capiteranno più, non
non nel senso che non ti capiteranno più nel senso che non troverai più altre ragazze, no, non ti capiteranno più nel senso che dopo quando cresci non te ne sbatterà più un cazzo, cioè non proverai più il senso di dolore se uno ti abbandona, eccetera eccetera, o perlomeno se segui la strada di Singano. Ecco, qual è la strada di Singano? È la strada della realizzazione di sé, dove tu ti basti e ti avanzi e le altre persone, alle quali per carità amerai comunque con tutto te stesso, ma saranno un complemento, un'estensione di te, e quando queste verranno a mancare, sì, ti dispiacerà per carità di Dio, ma non ti verrà tolto nulla, perché tu continuerai a avere comunque un'identità piena. Guarda il Faian, guarda se mi ho a trovare un Faian, guarda, i Faiani, gli susteghi, cioè appena te ti avvicini scampa via. Mentre quello che non devi viverti sono i brutti voti, le buzzature, le ansie prestazionali che ti fanno vivere, no? Fino alla prima infanzia, nelle scuole italiane perlomeno. Quelle non sono emozioni. Poi per carità, questo è un consiglio che io vi do, gentili giovani mini telespettatori, perché secondo me, io vedo anche, cioè, ascoltarsi, non so, tipo ci vorrebbe il mare seduto su un pontile dopo che la ragazza ti ha lasciato, cioè, hai capito? È un bel modo di viversi un film, hai capito? Che poi sia un film drammatico, un film tragico, che cazzo te ne frega, è sempre un film, porca puttana. Voglio dire, anche Itaca è un film all'orrore che ha fatto successo, o Shining, ok? Quindi a modo mio, certe cose, se servono a costruire il tuo carattere, a darti comunque delle emozioni, sono anche se utili, anche perché insomma stavo pensando, perché per emozioni negative non è che dico che te muore una persona, cioè, hai capito? Sto parlando di cose futili, Dio caro, te muore amorosa, però quando sei giovane è una tragedia, Dio caro, ma vivete a sta tragedia, Dio caro, capiscitela, vivila, perché se appunto se la vivi poi te la capisci, hai capito? E capirai tante altre cose della vita, Dio caro. Ah sì, non me ne ero accorto, è primavera, sì, ma elicottero proprio che faccio sti discorsi qua, t'ha da passare, cioè che ieri devo dire delle robe frufru, degli alberelli, coi fiori bianchi, rose, montagne, il cielo, nei mona tutti, Dio caro. Ci vorrebbe il mare che accarezza ai piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento, ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo amore, figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite, dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa, a contare stelle mentre il cielo si riposa. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste, che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare sulla nostra vita, che lasciasse fuori come un fiore le tue dita, così che il tuo amore potrei cogliere e salvare. Ma per farlo ancora, giuro, ci vorrebbe il mare. Ci vorrebbe
dove naufragare come quelle strane storie di delfini che vanno a riva per morir vicini e non si sa perché. Come vorrei fare ancora, amore mio, con te. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste, che battesse ancora e forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare dove non c'è amore, il mare in questo mondo da rifare. Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare.